Entrambe le squadre adesso si sono schierate di nuovo in campo, pronte per questo secondo tempo. Questi secondi 45 minuti di gioco, il risultato ricordiamo ancora di 0-0 tra Cus Palermo e Buonpastore, un primo tempo molto comportuto soprattutto in mezzo al campo con diverse occasioni da una parte e dall'altra, ma partita che rimane ancora bloccata. In questo secondo tempo ci si prospetta altri 45 minuti di fuoco con due squadre che si vogliono portare a casa il risultato, non si voglia accontentare di un pareggio che non accontenterebbe nessuno. Adesso si parte in questo inizio del secondo tempo, palla adesso Buonpastore, si va un Caviglia che allarga palla a cercare bene lì Maiolini, si gira bene, ancora Natale, vuole andare il 3, fermato però bene da Leonardo che ha fatto un bellissimo primo tempo, passa il 9 ancora di fisico, non lo fermano, palla commessa appunto da Natale su Leonardo e si ripartirà. In questo calcio di posizione Cus ha iniziato questo secondo tempo come aveva finito il primo qui Leonardo, con un altro bel lavoro in fase di copertura, ha protetto bene il pallone in questo fallo. Adesso la Fata va avanti a cercare Casisa, va il 4, ricomincia però dietro da Diacono che allarga la palla a cercare qui Di Marco che alza la palla a cercare qualcuno, però interviene qui bene Vitrano, però ferma perché lì c'è messo bene Mazzea, vuole andare il 10, allarga la palla a cercare Campora che tira sul primo palo, tiro debole, facile presa di Reinier che allarga la palla a cercare subito Maiolini, sale Natale in sovrapposizione, servito lui, palla un po' lunga però Natale che gioca ancora su Maiolini, esce ancora bene il Buonpastore, cambio di gioco a cercare Tarantino, palla di prima, dentro a cercare Balzano, la palla non passa, dice Loverso, si gira il 7, chiede calma, gira su se stesso, ovvero giocare il 7, vuole andare ancora su Casisa, si passa da Mazzè, si allarga pure Di Marco, va il 10, si ferma, sterza e ricomincia da lo Iacono, vuole andare lo Iacono, si gioca ancora a cercare Mazzè, libero, che dall'altra parte ancora libero pure Di Marco, non servito, Mazzè sale, palla al piede del 10, palla dentro a cercare Campra, forse la palla è più difficile, lo Iacono salta di testa, lotta Tarantino con Mazzè, Tarantino di spalla vuole spostarlo ma Mazzè regge, adesso Marchese gira su Casisa che di prima allarga tutto su Pecorella che vuole andare adesso il 2, palla dentro, Lungolini a cercare proprio Campra, fermato bene, adesso si va avanti, il Gallo prende poi nello stop bene, allarga tutto a cercare Maiolini, c'è dal largo bene qui Balzano, ancora Gallo, tunnel secco, doppio dribbling, palla a cercare Balzano che da solo nell'area di rigore, Balzano tira, la parata qui di La Fata che l'ha manda sulla traversa, ma grandissima occasione del Buonpastore con una bellissima parata di La Fata, però la palla rimane lì, ancora Tarantino cross in mezzo, c'è ancora Alaimo, la palla spazzata via, rischio però qui del Cus, una grandissima azione di Gallo che prima con un tunnel, poi con un altro dribbling e poi con un passaggio perfetto su Balzano che in area di rigore ha tentato di piazzare, grande parata di La Fata che la manda sulla traversa, occasione sprecata dell'1-0 del Buonpastore. Adesso c'è fuori gioco, quindi si riparte con la palla per il Cus, dove andrà lo Iacono. Va Marchese dentro a cercare Leonardo, lì c'è Casisa, palla dentro a tagliare, a cercare proprio Loverso, palla che non riesce a essere perfetta, quindi palla facile di Reinier. Allarga qui la palla sulla Vardera, il 5 si abbassa, Caviglia riceve il pallone, il 4, dribbling è secco sullo verso, passa ancora, palla allargata sul Natale che a Campos vuole prendere adesso il 3, corre veloce, palla dentro a cercare Balzano, sbaglia per il controllo, fermato bene da Anello che lo porta fuori, però Anello forse commette pure fallo, non c'è niente, si continua su quella zona di campo. Esce adesso bene, si ristende il Cus, palla gira subito di prima a cercare Mazzè che a campo tunnel qui su Tarantino, ancora Mazzè, passa il 10, spinto ancora da Tarantino che è tornato bene, si protesta Mazzè per un fallo, naturalmente c'è San Filippo che prende il pallone, vuole andare dentro, si gira Gallo, ha tutto il campo per salire e se lo prende, va da Caviglia, il 4 gira su Natale, va palla al piede il 3, c'è la lega adesso Maiolini, riceve l'11, cross in mezzo a cercare San Filippo, palla troppo lunga per tutti, la palla che esce in out, sarà rimessa, andrà Di Marco a cercare subito Mazzè, il 10, appoggio dietro sullo Iacono, ancora a palla a servire Di Marco che a campo il 3, invitato a portare palla dentro, bellissimo di esterno che libera Mazzè, libera l'uomo, palla in profondità a cercare qui proprio compagno che la palla che non viene servita a Gallo con un tocco di esterno, servire San Filippo, palla sbagliata, c'è lo Iacono solamente,
si gira Marchese, vuole andare l'8, cambio di gioco a cercare Di Marco, sale, palla per il 3, si può distendere, c'è largo ancora Mazzè, vuole il dribbling secco su Tarantino che non lo fa passare, si potesta ancora Mazzè, ma Tarantino fa un altro bel lavoro. Il 2, esce la palla su Gallo, pressato da Casisa, palla avanti, palla dietro, palla subito avanti. Non si è capito nessuno, Liccello verso, vuole andare in 7 profondità a cercare Leonardo che è veloce, però l'uscita di Reiner è provvidenziale, esce sicuro. Si va da Natale, si abbassa il 9, Gallo ancora su Natale. Ancora scarico su Gallo, esce bene, palla in profondità a cercare Caviglia, la tiene il 4, va in surplus con piccoli tocchi, palla ancora a cercare Gallo. Scarico sbagliato, interviene Casisa, c'è Brecca adesso, Cusse, palla dentro a cercare proprio Campora, poi rimane lì Leonardo, stavolta accelera i tempi della giocata, vedeva la palla di prima subito su Campora che si era fermato, palla sprecata qui da Leonardo. Adesso Leonardo va da Maiolini, ancora Natale allunga la palla a cercare Balsano, interviene ancora lo Iacono, c'è Anello che lotta con Balsano, si porta la palla in out, palla che però adesso è uscita, sarà ancora rimessa a Cusse. Andrà Pecorella, si abbassa pure Marchese, ma la palla va lunga a cercare proprio Leonardo, si gira bene il 9 ancora di suola, va di fisico, il 9 passa di forza, corre ancora Leonardo, corre pure ancora bene, palla in mezzo sul secondo palo a cercare Mazzè, palla troppo lunga, però ancora preda di Mazzè, c'è il rimorchio, c'è Di Marco, ancora Mazzè lotta, però interviene Caviglia, perfetto il lavoro difensivo del 4, esce con la Verdera, Caviglia alza il pallone a cercare Balsano, si va a anticipare Danello, la palla si impenna, c'è Loverso, vuole lottare, la palla di Vanelli ancora Loverso, forse fuori gioco di Campora, l'arbitro non fischia, è ancora in gioco, quindi sarà Di Marco che si dà contenta da rimessa. La palla a cercare Campora, si gira l'11, non si è pressato, l'ultimo tocco è il suo, e sarà rimessa che soccorrerà appunto Tarantino. Andrà la Vardera, palla lunga a cercare Tarantino, pressato Di Marco, non c'è niente, lo verso, vuole mettere palla a terra, vuole girarsi qui su San Filippo che però la prende lui, allora Gallo mette ordine e si ricomincia proprio da Vitrano che allarga la palla a cercare Natale, palla lunga in profondità a cercare Alaimo che corre anche lì, però c'è ancora sempre messo bene col fisico lì che poi si mette bene Anello e lontana il pallone. Balsano vuole uscire, va da San Filippo, ricomincia da Natale, palla alzata un secondo palo a cercare Tarantino che è salito, ancora lotta con Di Marco, rimorchio c'è Gallo, lo prova Gallo, centrale, la palla rimane lì, la fata in 2 tempi. Adesso riparte il questa partita che si è accesa in questo secondo tempo. Mazzè vuole il dribbling secco su Caviglia, era passato, ma è tornato Gallo, poi in fase difensiva tunnel di Gallo su Campora, altro bel lavoro, c'è San Filippo, il vantaggio che ancora c'è, esce Balsano in mezzo a 2, passa il 7, vuole il tiro in porta, scelta sbagliata perché c'era Tarantino accanto a lui che infatti si lamenta col suo compagno, sgridato anche dal proprio allenatore. Allenatore che ovviamente è Giacomo Tedesco, come tutti ben sappiamo. Avanti a cercare appunto Tarantino, si lotta lì con Di Marco che perde il contrasto, Tarantino va, può salire per la piede del 2, va dentro, forse c'è fallo su di lui, l'arbitro non fischia niente, Marchese allontana la palla, lì c'è Loverso, la può controllare, dall'altra parte c'è palla, voleva servire sicuramente Campo, la palla sbagliata, però ancora Loverso torna, è rimasto a terra Tarantino e anche Di Marco, adesso si accascia a terra, forse ne ha preso una botta entrambi. Forza Fede, forza, dai!
Si riparte il gioco con Casisa che allarga la palla. Adesso si va dallo Iacono, palla al piede, può salire il 5, palla caricata da Mazzè, vuole entrare dentro. Si fa vedere Marchese, impostare basso, si vede dalla linea Casisa, perfetto in movimento, vuole passare il 4 di forza, però ritorna Gallo, scende il pallone, forse c'è fallo, ma si allarga la palla su Di Marco. Vuole andare il 3, dribbling è secco, passato un altro uomo, ancora Mazzè dentro su Casisa di tacco, forse Campora è fuori gioco, infatti fuori gioco qui netto di Campora. L'arbitro attento, l'ha visto, ha fischiato direttamente fallo. Reiner va lunga a cercare Alaimo che salta di testa, però lotta con lo Iacono, non lo fa passare, si è inserito Balzano, veloce il 7, palla spazzata, altra palla che finisce tra gli alberi, altra palla persa. È specializzato, c'ha dato un patentino. Andrà Tarantina quando sono passati 10 di gioco, siamo ancora 0-0. Palla a cercare Laimo, vuole la palla in mezzo, imbucata su Caviglia, la palla è passata perché l'ha pure fatta passare la Fata, quindi occasionissima. Adesso Buonpastore non so perché la Fata abbia fatto scorrere questo pallone, perché era facile per lui, forse non ci è arrivato, è regalato calcio d'angolo. È calato il sole, quindi la visibilità adesso è perfetta. Andrà Gallo, si lotta in mezzo all'aria, cross teso in mezzo, salta Vitrano di testa, il capitano salta sopra tutti, la palla però esce di poco. Bello però il cross di Gallo, bello stacco di testa di Vitrano, è saltato sopra testa di Iacono che però ha buttato la palla fuori. La Fata gira Danello, si abbassa a ricevere Marchese, si gira l'8, palla dentro a cercare lo verso, il controllo non è dei migliori, pressato da San Filippo che lo sposta di spalla e guadagna pure rimessa, battuta veloce a cercare un proprio compagno, passa bene qui Maiolini, palla in mezzo a cercare il proprio numero 10 Alaimo, intercettato bene dallo Iacono, palla ancora c'è dentro, ancora Caviglia, vuole il dribbling secco il 4, vuole passare ancora il 4, passa ancora la palla su Alaimo che vuole tentare il tiro in porta, Tarantino lo prova, Tarantino murato ancora da Di Marco. Anello lotta su quella zona di campo, allontana la palla Marchese, anzi no, allontana la palla Pecorella, è rimessa laterale, adesso richiama i suoi la Fata perché si sono schiacciati troppo nell'era piccola. Gallo riceve il pallone, la protegge, va dietro a cercare Natale, fermato dall'Overso e si rimane ancora in quella zona di campo. Natale dentro a cercare Balzano che non passa perché la palla rimane lì, L'Overso vuole dribbling andare dietro, scarico su Pecorella che allontana la palla, lì lotta Leonardo, la prende ancora il 9 a cercare Campora che però non la riesce a prendere, quindi la palla di Marco che alza la palla a cercare Mazzè, la Vartera si mette col fisico, lotta ancora Leonardo che sporca il pallone, sarà alta rimessa per il Buonpastore. Palla di Gallo sbagliata, intercettata bene dall'Overso, si è messo bene a intercettare Mazzè, subito scarico con Leonardo, c'è largo Campora, la fa scorrere, voleva giocata di tacco, però Vitrano legge tutto, sbaglia qui Campora che si accascia a terra, palla intercettata bene qui da Marchese, però la palla rimane lì, Gallo e sua confusione in mezzo al campo, Vitrano larga su San Filippo che larga da Natale che può salire il 3, palla scaricata ancora da Caviglia, ritorna Marchese, però la palla rimane lì, allontana Pecorella, penso sia in fuorigioco Leonardo, non fischiato al direttore di gara, Leonardo lotta, la prende ancora il 9, Leonardo, lo prova Leonardo e fa un grandissimo gol, il gol dell'1-0 che fa esplodere i suoi tifosi, viene qui sotto la telecamera a esultare perché ha fatto un grandissimo gol il 9, ha lottato in fisico con Vitrano che ha resistito, ha vinto il contrasto e poi freddissimo sotto porta, la piazza all'esterno all'angolino basso e siga l'1-0 per il CUS che si porta in vantaggio al 14° minuto di gioco sul Buonpastore. Adesso protesta però i giocatori del Buonpastore per un possibile fuorigioco di Leonardo, ovviamente non abbiamo il VAR quindi noi ci affidiamo alla decisione del direttore di gara, quindi nessuno può dire niente in questo caso se no protestare. Di fatto che siamo con Palermo 1, Buonpastore 0 con il grandissimo gol del migliore in campo attualmente di Leonardo che ha fatto una partita attualmente perfetta.
Anello allontana, lì c'è Gallo. Adesso vuole reagire Buon Pastore. Si allarga la palla a cercare Natale, sbaglia per un attimo il controllo, adesso la mette giù. Palla cercata tesa sul secondo palo, salta lo Iacono, allontana la palla. Lì c'è Marchese, la protegge, va avanti, lotta con San Filippo, lì c'è solo Gallo. Alza la palla a cercare ancora San Filippo, forse c'è fallo, sì, fallo in zona pericolosissima adesso per Buon Pastore che ha subito reagito. Calcio di posizione pericolosissimo, quasi al limite dell'area, sono Caviglia e anche Natale sul punto di battuta pronti per questo calcio di punizione. Penso proprio che andrà il 4 perché se allontana Natale ne mette 4 la Fata. Aspettiamo solo il fischio, il direttore di gara pronti per questo calcio di punizione. Andrà Caviglia il 4, batte lui la palla sul palo del portiere, facile, presa di La Fata che è rimasto fermo, non ha fatto il passetto che l'avrebbe ingannato e blocca questa palla sicuro. Palla a cercare Anello, si va a vedere largo Pecorella, ha servito il 2, può salire, adesso palla a piede, c'è Lungolinea, ancora Mazzè, voleva giocare di tacco, Natale non si fa sorprendere, allontana la palla in out. Ancora Pecorella, si abbassa Mazzè per ricevere il pallone, non servito, ora si va a vedere Leonardo, non servito manco lui, Pecorella attende, va a lungo a cercare Mazzè, la palla passa, il liscio di Vitrano, ancora Mazzè spinto ancora da Vitrano che lo porta fuori, Mazzè si butta a terra, forse voleva fallo, perché è caduto da solo, che lavoro di Vitrano in copertura, adesso si riparte, palla di Maiorini a cercare Lunga, a cercare Laimo che la spizza bene, a cercare Balsano, chiusura di Anello, fondamentale. Si lotta in mezzo al campo come dei guerrieri in questo caso, ma sarà fallo Buon Pastore che conquisterà questo calcio di punizione in mezzo al campo. Ci sono piccole scaramucce subito, battuta dalla Vardera, palla a cercare Tarantino, vuole la palla, cambio di gioco perfetto, cercare il proprio compagno, allora Laimo spizza questo pallone, lotta Balsano, Laimo ancora lotta ma lì c'è sempre Pecorella, allora esce Casisa che allontana la palla e fa respirare i suoi. Renier vuole impostare, adesso gioca a largo su Natale, palla un po' scomoda perché lotta Leonardo e infatti Natale è costretto a cacciare palla fuori, palla brutta qui di Renier. 20 minuti attualmente di questo secondo tempo di fuoco, tanta agonismo in campo, tanti contrasti ma tante belle azioni, ancora passa, Leonardo voleva portarsi la palla a lungolinea, strattonato però non c'è fallo quindi sarà rimessa dal fondo. Andrà Vitrano, si abbassa Natale, si abbassa pure San Filippo, la palla dell'8, si va ancora da Vitrano, c'è largo la Vardera, poi si passa da Renier, pressing solitario, adesso Leonardo lascia giocare Renier, si allarga pure la Vardera, però si va dentro a cercare Caviglia, il 4 è solo, si può girare, può andare, alza questa palla a cercare Maiolini, l'11 va, punta, vuole puntare, l'11 va, attenta, tira in porta di destro. Palla ancora alta, ha tentato il dribbling lì su Pecorella che l'ha portato sul destro, non il suo piede, ha tentato il tiro, si mette sul secondo palo, però palla molto al lato della porta di La Fata. La Fata gioca su Lo Iacono, palla sbagliata di Lo Iacono, Tarantino però sbaglia pure il controllo, lì c'è Caviglia, Gento a cercare Laimo, scaricato dietro da Gallo. Il 9 gioca su San Filippo, palla un po' retratta, deve ricominciare da Natale. Scarico ancora su San Filippo, palla sbagliata, c'è contropiede adesso, sono in 4. Mazzè sbaglia, il controllo del 10 però la palla con una carambola finisce su Leonardo, vuole puntare il 9, palla su Mazzè, l'appoggia, Mazzè lo prova, Mazzè debole però. Tiro debole di Mancino addosso a Renier che è rimasto fermo. Poteva fare molto di più qui il 10. Adesso contropiede dall'altra parte, ferma Lo Iacono tutto. Doveva tornare a Laimo, palla spazzata da cercare Leonardo che perde il contrasto stavolta con Vitrano.
Adesso sale Natale, palla alzata di Natale a cercare qualcuno in mezzo, non c'è nessuno, c'è solo Verso che solo la controlla, sbaglia un attimo il controllo, si allarga Di Marco, palla sbagliata qui, però Di Marco vince il contrasto su Tarantino, si va a cercare Campora, vuole andare l'11, si ferma un attimo, vuole il dribbling secco, tentato la palla ancora da Di Marco, ancora il dribbling di Di Marco, tenta il tiro a chiudere, bella l'idea, brutta però la realizzazione, però altra uscita buona qui del CUS. Vitrano va dalla Verdera, c'è il largo Tarantino che però non si allarga, quindi ora si è costretto ad andare lunga a cercare Casisa, che la prende lui e allora va dentro a cercare Campora, si gioca ancora dallo Verso, palla dentro, palla avanti a cercare appunto Leonardo che lotta con i difensori, però la palla non è servita a lui, allora si va da Natale, c'è Caviglia di prima, gioca bene a cercare ancora il 3, si ristende adesso Buonpastore, palla avanti però fermata ancora lì Danello e costringe ad andare indietro ancora il Buonpastore con Vitrano, si abbassa Gallo, il 9 vuole impostare, porta palla avanti, allarga tutto, dove c'è la Verdera che accampa solo, vuole prendere tutto il 5, palla alzata, cercheremo di dall'altra parte ma chiusura perfetta qui di Marchese, ancora Gallo, anche ancora Caviglia, va su Natale a cercare Maiolini, l'11 controlla, vuole sterzare, fenta la finta su Marchese, non passa, si mette bene l'8, poi interviene pure Pecorella, però passa ancora Maiolini, passa con doppio dribbling e buttare a terra ed è calcio di rigore, ha lavorato bene qui Maiolini, il pallone, ha vinto i contrasti in mezzo a due, poi dribbling secco su Pecorella che lì è stato costretto a buttarlo giù, forse poteva fare sicuramente molto meglio quel 2, ma l'ha buttato giù, rigore netto, non protesta nessuno, quindi sarà calcio di rigore per il Buonpastore. Andrai 7, Balsano contro la Fata per l'1-1 per il Buonpastore, palla pesante qui per Balsano, va il 7, lo prova, ha intuito qui la Fata, però Balsano è incrociato bene il tiro e porta il risultato su 1-1 per CUS Palermo Buonpastore, gol di rigore qui realizzato perfettamente da Balsano, non poteva farci niente qui la Fata che ha intuito la traiettoria del pallone ma era troppo forte, troppo angolata e siamo adesso sull'1-1, tutto lo devi fare adesso. Ci sono adesso cambi per il Buonpastore. Uscirà Alaima con numero 10, uscirà anche l'autore del gol, proprio adesso Balsano, uscirà anche San Filippo. Entrando con il numero 18 La Monica, il numero 19 Selvaggio, l'altro che in questo momento non vedo il numero. Adesso si riparte con il risultato di 1-1. Nuovi entrati Selvaggio, La Monica, vogliono dare una scossa insieme anche al numero 20 Puccio. Adesso leggo sì il numero, adesso si può ripartire. Marchese palla al piede con il suo contro, è entrato Puccio, allontana la palla a cercare qualcuno, lì c'è solo messo bene la Verdera, alza la palla, lo verso a cercare Campora che è in fuorigioco, non ritorna in tempo, diciamo qui non c'è niente da protestare perché fa il gioco netto. Andare Regner, c'è Gallo anche vicino, vuole anche lui il pallone, Regner però va lungo a cercare Tarantino, salta il 2, non la prende, allora la palla di Marchese allontana a cercare anche il neoentrato per il CUS, il numero 14 Radvan. Palla dentro a cercare ancora Leonardo, vuole andare in 9 contro Vitrano, vuole portarlo sull'esterno, Vitrano deve lottare, sul recupero anche di Tarantino che è stato bravo, Vitrano però gli butta padozza, allora lotta anche Leonardo che passa ancora il 9, non commette fallo, sterzata di Leonardo, poi va il tiro in porta sul primo palo, Leonardo
Altro lavoro perfetto il numero 9 che ha scippato palla al Vitrano e ha portato palla sull'esterno, poi tiro debole, data facile qui. Adesso può ripartire Buonpastore, si abbassa, Maiolini alza la palla a cercare il neoentrato Selvaggio, palla buttata però. Si lotta, Di Marco si autolancia il 3, lotta con la Verdera che lascia scorrere, prende pure un calcetto e si prende il giallo Di Marco. Alessa la stalina, Alessa! Lo deve ammonire, arbitro! Alzali, faglielo vedere in campo, State in campo, fate lavoro in campo, giallo, state zitti col pubblico, le cose di campo rimangono in campo. Oh, zitte, Cristian! Prendo! Buone, UH! Entriamo, 4-2, entriamo! Va in porta, Vittorio! Va Renier a cercare lungo un proprio compagno, la spizza di testa Selvaggio che allarga la palla su Maiolini, c'è l'Appuccio, vuole andare il 20, si ferma, gioca ancora su Maiolini, vuole il tiro in porta, fermato, murato qui bene da Pecorella, la palla non esce, lì c'è Marchese che lotta però recupera ancora bene, la palla servita dentro, tiro in porta, debole però, tiro in porta di La Monica che ha regalato il pallone alla Fata, qui dai un passaggio in pratica del 18. Lo Iacono perde il pallone, esce la Fata, non c'è niente, voleva calcio di rigore ancora Buonpastore. Adesso Di Marco anche nervoso, la giocata di voleva andarsi in profondità qui Campora, però giocata troppo complicata. La Verdera si è ripreso e gioca subito su Gallo, lascia scorrere il 9, cambia il gioco a cercare Natale, si allarga Caviglia, servito adesso il 4, scarico dietro ancora su Natale, ci ritrova accanto a lui, si passa dal Regner e c'è largo la Verdera che ha il pallone, può salire, la Verdera sbaglia però il controllo, il 5 e regala palla, va a Campora, lascia il pallone a Di Marco, lo abbatte veloce, lo verso, palla a cercare Leonardo, lotta con la Verdera, la palla rimane lì, la palla si impenna, salta Gallo, la prende bene, si lotta ancora con Casisa, poi Trentino gioca di prima però la palla non passa, palla dentro a cercare Campora che è in fuori gioco, Casisa lotta ancora, Leonardo l'aggancia, vuole andare ancora in 9, la palla ancora Leonardo con un altro giocatore, passa il 9, ancora lui, ancora il 9, passa esterno della rete, ma altra giocata perfetta qui di Leonardo che non sta facendo, diciamo, capire niente in questo momento ai difensori del Buonpastore. Palla dentro a cercare i neoentrati, salta Selvaggio a cercare il proprio compagno, la palla che però che è uscita, Maiolini non poteva raggiungere questo pallone troppo lungo. Andrà Pecorella a sbattere questa rimessa, Casisa ha un piccolo problema, zoppica un poco. Palla lunga di Pecorella a cercare il neoentrato, cercare Radvan che però non sbaglia, però il appoggio, regala rimessa. Natale, ci sarà adesso altro cambio per il Cus. Uscirà col numero 7 Loverso ed entrerà al suo posto il numero 15 Gua. Palla lunga a cercare qualcuno, la stoppa lì bene la Monica, voleva girarsi 18, la palla non passa, allora si va avanti, ancora si lotta lì, esce pallone, c'è ancora Maiolini largo, palla che va dentro, la palla rimane a rimorchio, lì c'è solamente Gallo, la controlla, vuole qualcuno a rimorchio, Gallo l'appoggia,
vuole girarsi, si appoggia adesso sulla Verdera, palla dentro a cercare lì, ci ha messo bene la Monica col fisico, però lotta ancora Puccio, il 20 vuole lo scarico dentro, c'è Caviglia, vuole passare il 4 con la giocata, allontana Pecorella, ancora Natale che di prima la gioca ma prende direttamente il Radvan che allontana la palla. Natale lunga a cercare Maiolini, la palla non passa, lì c'è Casisa, il 4 che alza questo campanile a cercare sia Campora che Leonardo, lotta Leonardo, passa ancora il 9 in mezzo a 2, passa ancora Leonardo, lotta con Vitrano, si spingono i due, adesso c'è fallo di Leonardo che ha una cattiveria non da poco, fa mega calcistica veramente invidiabile. Piano Vitto, piano! Andrea Renier alza questa palla a cercare Tarantino, salta con Di Marco, salta anche Guala, prende lui, la palla però passa, forse c'è un controllo di mano, però interviene ancora qui bene in copertura lo Iacono. Tarantino batte veloce a cercare Gallo, vuole stezzare su Gua, nuovo entrato, lo porta fuori Gua, però ancora palla sulla Verdera, palla su Tarantino, si passa su Puccio, scaricano i due entrati, ancora Puccio vuole giocare dentro, allontana Pecorella, era una bella giocata adesso, allontana ancora la Verdera, c'è Sombrero adesso di Gallo, bellissima la giocata sul numero 14, sul nuovo entrato Radvan, fallo commesso e punizione su Gallo. Battono veloce, poi larga a cercare Natale, può salire il 3, poi anche il cross in mezzo, voleva forse il tiro in porta, tanto sta di fatto che si virgola tutto, richiamato dal proprio mister tedesco, giocata brutta qui del 3. Palla dentro, la palla non passa, si va da Radvan, la controlla, gioca dietro su Marchese a cercare ancora Leonardo, si gira il 9, si va a vedere il largo, però non la passa, ancora passa ancora Leonardo, spalla dentro a cercare Marchese, adesso gioca su Di Marco, cross in mezzo, messo bene Vitrano, allontana la Verdera che però non allontana del tutto, sbatte la palla su Marchese, gli sarà rimessa Buonpastore. Quando siamo al 32esimo minuto di gioco, mancano 13 al termine, siamo 1-1 tra Cus e Buonpastore. Al gol di Leonardo ha risposto il rigore realizzato da Balsano. Palla dentro a cercare Selvaggio, palla troppo lunga, si ferma 19, forse poteva crederci. Forse di fatto che la palla esce sarà rimessa per i Cus, andrà Di Marco. Si abbassa lo Iacono, però penso che andrà dentro a cercare qualcuno. Campora non lotta su questa palla, va Gallo. Campora un po' fermo qua. Palla dentro a cercare Campora, lotta con Gallo che la butta ancora fuori, sarà alta rimessa. Ci sarà cambio, uscirà il numero 11 Campora. Esce Campora ed entra col numero 13, mi pare, De Carli. Sì, entra De Carli col numero 13. Lotta ancora Leonardo su quella zona di campo, non passa però, commesse fallo, adesso il 9, non c'è niente, Gua. Dove il tiro in porta a giro, Gua. Ci ha provato il 15. Natale va avanti, palla al piede, palla dentro a cercare il 20 Puccio, si gira bene, palla dentro a cercare Gallo, scarico ancora a cercare Caviglia, palla dentro a cercare benissimo Maiolini, corre l'11, deve chiudere anello provvidenziale qua il 6. Sarà il calcio d'angolo, andrà ancora Gallo sul punto di battuta, salgono tanti in area di rigore per tentare una spizzata, si accendono pure le luci qui
al campo del Concaudo Monreale, oggi casa del Cus Palermo. Palla di Gallo sul secondo palo, salta ancora Vitrano, la prende sempre lui, però non riesce a aggiustare la mira, palla ancora alta. L'ha fatta, si appoggia sullo Iacono, si allarga Di Marco, possibile palla a piede il 3, a campo se lo vuole prendere. Sterza il 3, va avanti, palla d'esterno, bella a cercare Leonardo, palla perfetta, il 9 può partire. Vince il contrasto, forse si porta la palla fuori, infatti sarà rimessa dal fondo, forse stanco anche il 9 adesso, ha corso veramente per tutta la partita. Vitrano allarga su Natale, può andare il 3, ancora scarica su Vitrano, sul capitano, si abbassa Gallo, infatti la palla la riceve lui. Si va a vedere ancora Vitrano per cercare di ricevere il pallone, ora si passa da Natale, alza questa palla, allunga a cercare la Monica, vuole correre il 18, la tiene in campo, la palla però esce, se la porta fuori il 18. Pecorella, lunga a cercare De Carli, vuole proteggere il 13, appena entrato, è fresco, vuole partire De Carli, va lungo linea, conquista forse rimessa laterale, sì, bravo qui il 13. Si ristende adesso in fase offensiva, il Cus Palermo, mancano 10 minuti di gioco, minuti decisivi per questa partita. Va dentro Pecorella a cercare qualcuno, la palla passa, la prende ancora Leonardo, fermato all'ultimo secondo da Vitrano che lo manda in calcio d'angolo. Si era girato ancora benissimo il 9. Andrà Pecorella, sono in tanti a saltare, sono 3 fuori aria. Palla dentro l'area di rigore, palla passa, c'è Leonardo che lo prova, di controbalzo. Reinier sicuro in presa, ma altro bel tiro di Leonardo. Alza questa palla, lunga a cercare Puccio, vuole correre il 20, non vince il contrasto perché lì c'è solamente Guakel, gira la palla su Marchese, a cercare dentro De Carli, si gira il 13 a cercare Radwan, che si gira poi il 14 a cercare Gua. Va il 15 dentro, scivola un attimo sul pallone, De Carli la fa scorrere, forse non riesce a prenderla, corre il 13, la palla però esce fuori. Occasione sprecata. Reinier allunga la palla a cercare Maiolini che la gioca su Puccio, sul 20, sombrero di Puccio su Marchese, passa ancora, scarico su Gallo, giocata su Caviglia, si va a vedere ancora Gallo tra le linee, cambio di gioco a cercare perfettamente adesso Tormina, vuole andare il 14, c'è Gua che però si mette bene col corpo, palla di Leonardo a cercare subito Gua, qui affrettato il 9 anche sulle gambe, anche molto stanco. Gioca subito Tormina a cercare Gallo, si passa da Puccio dal 20, si allarga Caviglia dall'altra parte a cercare dentro, ancora lo scarico, ancora Puccio, adesso si va da Caviglia, vuole andare il 4 su Plus, piccoli tocchi, vuole marcare Marchese, si passa ancora dal 20, scarico dentro, bella azione, la palla che non esce, adesso bravo qui in copertura, bravissimo Anello, adesso può partire Leonardo, ancora ne ha Leonardo, vuole lottare con la Vardera che lo contiene, ancora Leonardo passa, lungolinea il 9, vuole andare ancora il 9, doppio dribbling, doppio passo di Leonardo, lo contiene Vitrano, costretto a indietreggiare adesso il 9, contro delle rimesse laterali, ma partita bellissima del 9 che si riprende gli applausi, migliore in campo per distacco. Andrà Di Marco a cercare proprio Leonardo, la stoppa ancora, lotta con Gallo, adesso Gallo si mette bene col fisico e caccia la palla estremato, adesso Leonardo svirgola, però qui lo Iacono, la palla è uscita. Va bene, gioca, pensa a giocare. Da Tormina gioca su Gallo, 9 vuole partire, scarico dentro, lì ci ha messo bene ancora lo Iacono, vuole lottare lì in quella zona di campo, si passa ancora dentro a cercare la Monica, vuole lottare, lì c'è Puccio che scarica su numero 11, palla sul secondo palo, perfetta!
Il colpo di testa era tutto solo Selvaggio, che ha messo la palla sull'esterno della rete. Sbaglia le cross di Maiorini di prima, sorpresa difesa del Cus, ma lì poteva fare molto meglio 19. Iacono alza la palla a cercare De Carli, vuole saltare però Vitrano la fa sua, Gua si mette bene, adesso la prende lui, la palla rimbalza, c'è ancora Casisa, c'è il largo di Marco, servito il 3, ancora Di Marco, sterza, una bella finta, gioca sul 4, sul proprio capitano, su Casisa, vuole andare con la finta il 4, vuole la palla, passa ancora per Leonardo, per rimpallo, lotta ancora con Vitrano, vuole tenerla ancora il 9, va, si porta la palla fuori, la palla però mi sa che è uscita, infatti Leonardo si porta la palla fuori, è veramente stremato il 9, è quasi sulle gambe, ha corso tutti i 90 minuti di gioco. Palla a cercare Puccio, pressato da Di Marco, c'è Gallo che mette ordine, ricomincia da Renier. Cambia gioco a cercare Natale, può salire il 3, adesso si stende anche Caviglia sulla lungolinea, però la prende bene qui il 14 Radwan. Si gioca su quella zona di campo, ancora tiene lui, ancora Radwan, gioca dietro su Marchese, vuole entrare dentro il campo, l'8, adesso tenta doppio dribbling, la palla voleva passare, Renier deve regalare però calcio d'angolo. Mettila qui! Dai, Gri! Il 9 è solo! Calcio d'angolo, sono in tanti a saltare, palla sul primo palo, corta però, la palla spazzata via, c'è Casisa che lotta con Gallo, Gallo alza questo campanile, la stoppa bene la Monica, c'è ancora Gallo che ritorna, ricomincia e imposta su nientrato, anche su Tormina che allontana la palla, lì c'è messo bene Anello che alza questo campanile, c'è solo Natale su quella zona di campo, la controlla e la gioca di prima, c'è Marchese però, Pecorella gioca con Marchese, cambia, gioca a cercare Gua, adesso si può distendere anche dall'altra parte di Marco, servito adesso il 3, c'è lungolinea, servito adesso Pecorella, da terzino a terzino, palla in mezzo, palla corta, c'è Gallo in copertura che allontana la palla, va a cercare Selvaggio, anticipo di Gua che lotta e forse guadagna pure rimessa laterale. Palla a cercare Leonardo, palla sbagliata, lì c'è solo la Verdera che allontana la palla, la alza a cercare lo Iacono che sbaglia la sponda di testa e lascia lì la palla dove c'è la Monica, ma lotta Nello che spazza questo pallone, però lì c'è solo Maiolini, la controlla l'11, sbaglia il controllo perché interviene Marchese, perfetto il lavoro dell'8, si ristende, cambia di gioco a cercare proprio Leonardo, la palla arresta l'area dove c'è Gua, di testa su Di Marco, il 3 la controlla, ancora dentro la palla su Gua, sbaglia il controllo, poi la palla lì, esce Casisa ancora lì in copertura, il 4, il capitano vuole girarsi, vuole dribbling e palla su cercare Di Marco, palla troppo forte, Forza Manu! palla a cercare Puccio, si gira il 20 a cercare ancora Gallo, il 9 cambia il gioco a cercare Natale, si distende Maiorini su quella zona di campo, palla a cercare Caviglia, il 4 che adesso si porta in avanti, vuole dribbling a rientrare, gioca su Maiorini, bello dribbling secco, va ancora l'11, passa ancora l'11, deve intervenire lo Iacono che caccia via un altro pallone. Si va a vedere Puccio, scarico veloce con Caviglia, ancora si passa dal 20, passaggio a cercare la Monica, il 18 vuole tiro in porta, la fa scorrere, l'ha fatta, l'ha vista fuori e ha ragione lui. Mancano 2 minuti più di recupero a questa partita, vedremo quanto darà il direttore di gara, non ci sarà altri 2 cambi per il buon Pastore, inizierà col numero 15 Corrado ed uscirà con il numero 4 Caviglia e poi uscirà anche Natale, entrerà con il numero 17 Livecchi. Adesso si può riprendere il gioco, va lo Iacono, forse lui lungo, sono in 4 in zona offensiva, lo Iacono alza questa palla, la palla passa, c'è De Carli, vuole lottare, c'è ancora Leonardo, se la porta di tacco il 9, protegge il pallone, c'è il largo di Marco, vuole passare ancora, di forza non passa, Gallo esce adesso bene, si passa da Corrado,
Gioca la palla a cercare Selvaggio, sterza a cercare ancora dietro, ancora proprio Taormina, ancora a cercare Gallo, dentro su Puccio, scambio con Gallo, larga a cercare Selvaggio, trama bella del buon pastore, adesso ancora qua, chiude tutto. Occhio Maio! Rimessa laterale. Si abbassa per ricevere qui la Monica, la controlla ben il 18, ancora lui alla palla dentro su Gallo che lo prova di esterno con l'esterno, palla che esce molto al lato della porta di Lafata. Occasione sprecata qui dal nome che ha fatto pure lui una bella partita. Forza Alberto, forza Nono! Il direttore di gara ha chiamato il recupero, mi sa che sono 4 minuti di recupero. Si va da Di Marco, sterza il 3, doppia finta del 3, altra bella giocata. Vuole andare lui alto, dribbling del 3, passa, la palla non è uscita, la palla rimane lì, la prende solo Gallo. Vuole andare il 9 a cercare Puccio, cercare dentro un po' compagno Selvaggio, ora l'appoggio sulla Monica, sbagliato. Interviene ancora Gallo. Palla imbucata dentro a cercare Maiolini, anzi no, a cercare il nuovo entrato Livecchi, palla fermata dalla Fata che allontana la palla a cercare De Carli, che però non la riesce a prendere. C'è Marchese che lotta di testa, la prende, c'è gioco pericoloso di Gallo. Adesso si può distendere, può ritornare a respirare il Cus, secondo mancano pochissimi minuti di gioco, siamo in pieno recupero. Oiacono andrà forte sicuramente in mezzo all'aria. Occhio Vittorio, la tira in porta! Andrà lo Iacono, vede il tiro in porta, la palla passa tesa, la palla che però esce. Regner è sicuro. Andrà, siamo al 46:30. Regner alza il pallone, deve a cercare qualcuno, la palla non passa, lì c'è solamente Taormina, la controlla il 14, alza il pallone adesso a cercare Puccio, la controlla però di mano, fallo suo, Casisa vuole battere veloce, si mette lì Gallo, adesso gioca Casisa, dentro a cercare Marchese, posteriore l'8, palla imbucata dentro, cade lì Pecorella, voleva fallo, ma è caduto solo il 2, Regner alza il pallone, a cercare lì la Monica, la controlla il 18, vuole andare lui, vuole tiro in porta il 18, velleitario qua. Anello alza il pallone a cercare De Carli, la vuole tentare la sponda, ma c'è ancora Vitano messo bene, lotta Muad, la palla che però esce e sarà ancora rimessa a Cus. 15 Taormina, 15! Andrà Pecorella Aiuta Vale, aiuta a cercare proprio Radwan, la palla non passa, poi a cercare adesso la Monica, la fa scorrere lo Iacono che alza questo campanile a cercare uguale, la palla passa, lì c'è solo Leonardo che sbaglia il controllo, la palla però non è uscita, vuole lottare ancora il 9, scarico su Di Marco, vuole dribbling il 3, va lungo la fascia, si porta ancora il pallone, pressato da 2, si porta la palla fuori, sarà ancora rimessa, palla a cercare Leonardo, si protegge il 9, lì c'è Gua che sbaglia l'appoggio, sbaglia il controllo, può ripartire in contropiede Corrado, l'appoggio Selvaggio, anticipo di Casisa, monumentale qui il 4, sbaglia poi il controllo contropiede con la Monica che voleva l'appoggio, ma lì c'è solamente Pecorella, la palla che però non esce, la palla cacciata via e sarà altra occasione. Puccio gioca su Gallo, ancora i due scambiano, c'è largo adesso, ancora giocata dentro su Puccio, esce bene ancora il buon pastore, poi va dentro a cercare Corrado che gioca la palla su 14 su Taormina, palla che però non passa, lì c'è ancora Taormina che allontana la palla, lì c'è Gallo che va a lottare, Radwan che vince il contrasto, si ritorna da Pecorella che allontana la palla, la spazza a cercare Leonardo, non è mai una cattiva idea, Leonardo passa, vince il contrasto, Leonardo di rovesciata! Ci ha provato il 9, ma la partita finisce qua. 1-1 tra Cus Palermo e Buon Pastore, una partita splendida. Entrambe le squadre sono stremate, ma si devono accontentare di un punto a testa. Io vi do
una buona serata, ci vediamo alla prossima. Ragazzi, bravi!